Duilio, Ines, si sa che nella coppia l'aspetto della salute ha una sua importanza, no? Certo. Voi curate Sì. la vostra salute, come Sì, state dal sì. punto di vista fisico? Beh, Bene, Bene, bene. meglio anzi se posso. Ah, meglio, perché Meglio. in che Abbiamo senso? iniziato a fare una dieta tutti e due perché abbiamo un amico che ne ha consigliato, dovreste fare una dieta perché il cibo è il motore del vostro corpo. Tutte robe mi non capivo niente, però pure farlo stare zitto, ho detto va bene, fermo. E ora il dottore che sondarmi ha detto lei signor Duilio ha un fisico che è ciappato male, lei dovrebbe mangiare un pasto al giorno. Sì. Ah, ecco. E quindi da quel momento Ha seguito l'indicazione? Sì, so di mangiare sì. di tutto, armi magno dolci, magno hamburger, magno patate, magno rosto, costesine, musetto, magno funghi, magno. perché? Ma tutto magno, mi ha detto che devo mangiare un pasto al giorno e mi mangio un pasto. Un pasto? Mi non mai mangiare così tanto. Un pasto in semini vuol dire un pasto, vuol dire una volta al giorno, no? Un pasto, Una volta solo. Ma capisci con chi che ho a che fare, dottore? Guarda, ti dico la verità, delle volte mi vergogno di essere cristiana, perché se il Signore si è morto per un ebete così, era meglio che fosse vivo ancora tra noi. Signora Ines, Mica non sia avevo capito un offensiva, pasto. non sia offensiva nei confronti di suo marito Duilio. Ecco. Lei invece cura l'alimentazione. Certo, anche che io brava, ho che iniziato brava. una dieta, avevo iniziato una, ma era terribile, pesante. Che dieta era? Con la mia amica Marisa, e si chiamava dieta dissociata. Dopo io andando avanti mi sono dissociata. No, massa. Sì. Massa. Adesso fa sto a un'altra? fare, sì, un'altra mi trovo pulito con questa, Che si dieta chiama dieta alfabetica. Ah, interessante, come funziona? E praticamente ogni giorno della settimana corrisponde a una lettera e tipo che il giorno ti mangi tutta roba che scommesci con che lettera là. Cioè tipo? E ora tipo ho scommesso la settimana scorsa, l'unico mangià a anguria. Beh. Il martedì igui. Bigui. Mercoledì costesine. C, certo. E roba dolci. Sì, E venere e a pizza. Non mangiare la pizza. Pizza, sì. A pizza Vabbè, che a pizza, inizia sì, a fare. già bella, Pizza, sì. A pizza. E sabato fritto misto. E a domenica gnocchi. E il problema è lunedì che sarebbe un po' E l'H? Hamburger. H seguito, quello qua insieme io, vedi, mi fa sgarare subito. Cioè, ma dottore, lei bisogna che ci ascolti se hai detto che è H, cosa tira fuori l'hamburger? Sentite, Duilio Ines, ma almeno vi ha portato dei risultati? Sì, allora, a livello fisico abbiamo riscoperto un'energia che era da tanto che non sentivamo. Sì. Ci sentiamo meglio, come dire, casa siamo meno vestiti perché abbiamo questo fuoco dentro e sa, da fuoco nasce cosa, siamo pur sempre animali. Quindi lei mi sta dicendo, io siete signor sicuro animale. Duilio, mi sta dicendo, signor Duilio, che il vostro stare meglio, il miglioramento del vostro corpo ha portato a un risveglio in qualche modo più selvaggio dei vostri Più istinti. selvaggio. Eccolo là. Sì. Bello. Sì. Quindi adesso avete i rapporti. Come sono i vostri rapporti adesso? Come quelli di due animali. Animali. 2 gattini. No. 2 coniglietti. No. 2 leoni. No. Come? 2 dinosauri E com'è? estinti. Ah,